Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con il numero dei contagi, ma in particolare il numero delle vittime da Covid. Oggi sono 11 nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi, il 0,48%. Tra le vittime di oggi c'è anche un uomo di 46 anni di Trieste morto in ospedale e una donna di 60 anni di San Daniele, anche lei deceduta in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303. Da Tarvisio a Lignano i carabinieri del comando provinciale di Udine hanno monitorato 1.477 persone e 323 locali pubblici, 321 i Green Pass controllati, 2 i titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l'accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle normative anti-Covid, 9 le persone sanzionate per non aver indossato la mascherina mentre passeggiavano all'aperto. Biglietti per il trasporto pubblico locale acquistabili solo da parte di chi è in possesso del Green Pass. È la soluzione alla quale sta pensando il governo per meglio gestire la novità entrata in vigore ieri in tutta Italia. Il tema dei controlli non è di facile gestione e, come si è visto ieri, anche in Friuli Venezia Giulia comporta un importante dispiegamento di uomini a terra. Stiamo dialogando con tutte le aziende di trasporto nella prospettiva che in futuro possa acquistare un biglietto per il trasporto pubblico solo chi ha il Green Pass, ha detto oggi a Rai News 24 il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Le faccio l'esempio di Dolomiti Supeschi, ha aggiunto l'esponente del governo, che è uno ski pass molto usato in cui l'utente carica ogni giorno il proprio Green Pass e automaticamente lo ski pass autorizza solo chi ha il Green Pass. Stiamo studiando dei meccanismi, credo ci siano le condizioni per farlo e siamo abbastanza ottimisti che nelle prossime settimane possano iniziare le sperimentazioni, ha concluso Giovannini. È morta di Covid la madre della donna di 45 anni incinta, anche lei contagiata, ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona, entrambe Novax come il resto della famiglia. La vittima aveva 68 anni ed era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cattinara a Trieste da circa 20 giorni. Nel reparto pneumo-Covid dell'ospedale Giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche suo marito. L'intera famiglia infatti si è rifiutata di farsi vaccinare. La cronaca, un 52enne residente nella zona collinare di Udine è stato arrestato dalla squadra mobile del capoluogo friulano e portato in carcere. Deve scontare 6 anni di reclusione perché nel 2013 avrebbe abusato sessualmente di una giovane. È stato anche denunciato per maltrattamenti di animali a seguito di una perquisizione fatta nella sua casa. Infatti sono stati trovati oltre 120 uccelli di varie specie di fauna selvatica protetta in pessime condizioni. Un uomo di 37 anni, residente a Udine, è stato arrestato dalla squadra mobile cittadina dopo essere stato condannato per almeno 5 truffe messe a segno tra il 2015 e il 2013 in concorso con un familiare. La coppia utilizzava la tecnica del cosiddetto rip-del, cioè un'operazione di cambio fraudolento. Promettendo un cambio favorevole, il truffatore ne approfittava per estorgere dalle proprie vittime cospicue somme di denaro. Deve scontare la pena di 4 anni e un mese di reclusione. Sempre la squadra mobile del capoluogo friulano ha arrestato un uomo di 42 anni, residente a Udine, il quale nel 2012 aveva ricettato diversi monili in oro sottratti dalla moglie ad anziani e degenti presso l'ospedale di Udine, rivendendoli presso un compro-oro della provincia. Deve scontare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. È stato associato al carcere di Verona in regime di semi-libertà. Lo sport è una sconfitta destinata a lasciare il segno, quella subita ieri dall'Udinese per Luca Gotti. Proprio l'allenatore bianconero sembra vicinissimo all'esonero. Diverse le piste battute dalla società sia italiane che spagnole. Se il primo tempo aveva lasciato belle speranze, il secondo ha chiuso definitivamente i conti. Il 3-1 subito senza appello a Empoli di fatto porta Luca Gotzienza a tempo. La classifica piange, il prossimo impegno con il Milan fa tremare i polsi e lo stesso tecnico è sembrato molto abbattuto, parlando di squadra spaventata e di tanti errori individuali.
Non penso all'Empoli, penso al nostro di secondo tempo, perché agli errori, come detto poc'anzi, di palleggio e di lucidità nella gestione del pallone negli ultimi 30 metri, con grandi spazi, grandi possibilità di arrivare davanti alla porta. Si sono aggiunti anche degli errori difensivi marchiani da parte nostra, abbiamo anche commesso alcuni errori difensivi e poi si sono sono continuati a sommare quelli fatti davanti alla porta avversaria. E ora? La società che aveva investito molto su Luca Gotti, tanto da decidere di imperio, di portarlo nello staff e affiancarlo a Igor Tudor, per poi promuoverlo ad allenatore nonostante le ritrosie dello stesso tecnico di Adria, ora ha davanti diverse piste e diverse alternative, sia per un traghettatore fino a fine stagione, sia per l'inaugurazione di un nuovo, l'ennesimo in questi anni, progetto tecnico. La più probabile è Rolando Maran, tecnico già nel mirino dei Pozzo nelle scorse stagioni, appiedato dal dicembre 2020 dopo l'esonero patito a Genova sponda rossoblù. Più lontano invece Roberto Donadoni, che ha avuto proprio Luca Gotti come vice allenatore su diverse panchine italiane. L'alternativa, cara ad alcune frange della società, porta in Spagna. Dallo stesso campionato che aveva portato in Italia Velázquez potrebbe arrivare un tecnico iberico. Tra i nomi in pole quelli di Albert Celadas, ex Valencia, e Diego Martinez, per 3 anni sulla panchina del Granada. La decisione, che sia dell'esonero o della conferma, deve comunque arrivare entro oggi per preparare al meglio la sfida contro il Milan. La friulana ICOP è la prima impresa di costruzioni tra i 200 migliori datori di lavoro per le donne in Italia, e quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto Tedesco Qualità Finanza e la Repubblica, pubblicata sull'ultimo numero dell'inserto settimanale Affari e Finanza. La ricerca giunta alla seconda edizione ha selezionato i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia su un campione di 2000 aziende analizzate e 45 argomenti considerati come cultura d'impresa, formazione professionale e pari opportunità. Siamo molto felici di questo importante riconoscimento, commenta Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP, ancora di più in considerazione della grande rilevanza delle imprese presenti nella classifica. La parità di genere, prosegue, in un settore tradizionalmente maschile è per noi un fattore competitivo. Sono donne alcune delle figure chiave tra i leader della ICOP di oggi e soprattutto di domani. Recentemente ICOP ha vinto il bando #Conciliamo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, ricevendo oltre 409.000 euro da investire in nuovi progetti in ambito di conciliazione vita-lavoro. Colpo da 20.000 euro in una ditta di autoricambi di Campoformido. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e degli addetti per impossessarsi di una settantina di marmitte catalitiche e di altri strumenti e attrezzi. I ladri rubano questo tipo di ricambio per ricavare metalli di valore come il rame da vendere poi sul mercato nero. Rubano un'autogru dal piazzale di un'impresa edile e cercano di sradicare la cassaforte di un'azienda. È successo nelle prime ore di oggi a Varmo. I ladri però non sono riusciti nel loro intento, perché le funi usate per sradicare il forziere dal suo alloggiamento si sono spaccate. È scattato l'allarme, i malviventi sono scappati. Ammonta invece a circa 1.000 euro il danno patito da un'azienda edile di Campoformido, dove nel fine settimana dagli uffici è stata rubata la cassaforte con assegni e contanti. Il forziere è stato poi ritrovato nelle campagne. In entrambi i casi indagano i carabinieri. Ha cercato di rubare abiti e profumi per 500 euro dallo spazio Cona del centro commerciale Città Fiera di Martignacco, ma è stato scoperto dai cassieri, denunciato dai carabinieri di Fagagna. A finire nei guai un cittadino ucraino di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente fuori regione. La merce è stata restituita al negozio. 18 stelle del balletto si esibiranno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 11 dicembre alle 20:45 per la 40esima edizione del Gala internazionale organizzato dall'Associazione Danza e Balletto. Lo spettacolo ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le iniziative della Croce Rossa del Comitato di Udine. Solo negli ultimi 5 anni i proventi dell'iniziativa hanno permesso l'acquisto di 5 ambulanze. Ne parliamo con la direttrice artistica del Gala, Elisabetta Ceroni. È un anno molto importante questo, perché il quarantennale significa che abbiamo delle persone da ricordare, in questo caso il fondatore, mio padre Bruno Ceron, che ha fondato questa manifestazione, ma soprattutto una vetrina di alto profilo coreutico. È un'occasione per incontrare la Croce Rossa e per sensibilizzare il pubblico a quelle che sono le loro attività
proprio sul territorio. Un rapporto di lunga durata con la Croce Rossa che ha portato ad effetti e risultati molto importanti. Sì, perché negli ultimi anni l'utile della serata ha contribuito all'acquisto di 5 mezzi ambulanza che proprio in tempo di Covid si sono rivelati veramente preziosi e necessari, ma anche i fondi sono stati spesi per i bambini fragili del nostro territorio che la Croce Rossa assiste quotidianamente. Ricordiamo allora luogo, data e ora dell'appuntamento e come fare per acquistare i biglietti. Sì, allora i biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie del teatro, ma anche online su Viva Ticket. Lo spettacolo, l'appuntamento è per sabato 11 dicembre alle ore 20:45, vi aspettiamo. È stata inaugurata a Palazzo Ducale a Genova una mostra fotografica che in 260 scatti racconta la vita di Pierpaolo Pasolini. A collaborare al progetto anche il Centro Studi di Casarsa che ha fornito gli scatti degli anni friulani del poeta. Parla friulano la mostra Pierpaolo Pasolini, non mi lascio commuovere dalle fotografie, inaugurata a Genova negli spazi di Palazzo Ducale, in collaborazione con il Centro Studi di Casarsa, che per l'occasione ha messo a disposizione oltre 50 scatti degli anni friulani del poeta, regista e intellettuale conservati a Casa Colussi. A Genova sono riuniti in una sezione che, come ha sottolineato la Presidente del Centro Studi, Flavia Leonarduzzi, presente all'inaugurazione, arricchisce la proposta e risponde a uno degli obiettivi principali del centro, ovvero far conoscere in particolare gli anni friulani di Pasolini. Friulano, pordenonese, seppur d'adozione, è anche il curatore dell'esposizione, che rimarrà aperta fino al 13 marzo prossimo. Marco Minuzza, affiancato da Roberto Carnero, co-curatore e autore dei testi presenti nel percorso, e friulane sono molte delle figure professionali che sono state coinvolte nell'allestimento. I 260 pezzi, tra fotografie e documenti d'epoca esposti a Genova, sono organizzati in sezioni, ognuna delle quali raggruppa un corpus di fotografie dedicate a uno specifico tema, e sono oltre 50 i fotografi e gli archivi coinvolti in questo progetto. Sezioni che si organizzano attorno a concetti chiave, utili per approfondire la conoscenza della vita personale e professionale di Pasolini, quasi indizi per favorirne l'avvicinamento, dalla passione per il calcio al fascino della capitale e delle borgate romane, dalla figura della madre alle celebrazioni funebri a Roma e a Casarsa. Sono iniziati ieri mattina a Cervignano i lavori per realizzare l'opera d'arte urbana che impreziosirà il muro esterno della casa di riposo Sarcinelli. Il cantiere si concluderà sabato prossimo e vedrà impegnata l'artista Kiki Schipi. L'opera si intitola Il tocco che nutre. Pensiamo all'amministrazione della città come ad ogni concorso plurale, partecipato di idee, progetti e sogni, ha commentato Alessia Zambon, assessore alla cultura, pari opportunità e politiche giovanili del comune di Cervignano. Stiamo promuovendo da tempo interventi artistici anche al di fuori degli spazi culturali convenzionali. Ha aggiunto, il progetto Galleria d'Arte a cielo aperto continua a crescere giorno dopo giorno. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.